Allora, adesso andiamo avanti. Dice, ma stai, dottore, un secondo, perché lei sembra il presentatore del meteo, quindi un secondo. Allora, chiaro questa cosa, importante, bisogna presentarsi prima, perché i dipendenti sono stati cooptati prima. La riunione si farà a Gambellara. Chi sta a Gambellara? Bene, avete capito chi comanda ancora. Siamo inerpicato su per un monte e ci vogliono creare tutte le difficoltà del caso. Se vogliamo dargli anche la soddisfazione di non presentarci, gli facciamo proprio il patto completo. Facciamo un po' di silenzio però lì in fondo, scusate, un po' di silenzio. Perdonate, silenzio perché adesso arriva il succo, Perdonate. No. Adesso arriviamo al nostro piano industriale e devo fare una premessa, che è questa. Abbiamo studiato diverse possibilità di piano industriale, qualcuno più fattibile personalmente per una questione di tempo, ok? Non è un dogma, cioè noi non veniamo qua a vendervi qualcosa perché pensiamo che sia l'unica cosa plausibile. Di cosa è plausibile? Se c'è la volontà, che è quella che è mancata e manca, in realtà, se c'è la volontà di cose plausibili se ne possono fare molte, perché all'interno della parola scissione, che voi avete letto lì, ma che poi in realtà riguarda anche la non trasformazione nelle righe che avete letto, ma riguarda poi anche se la banca si trasformerà, perché i dati, come vi ho spiegato prima, la SPA probabilmente si scinderà in due, per i dati che abbiamo noi in mano, per quello che ci hanno concesso, abbiamo visto questo, quindi. Bene, la nostra possibilità è quella che vi presenteremo ora. Ripeto, noi non siamo chiusi a nessuna alternativa, noi siamo aperti a tutti quelli che vogliono studiare un piano industriale diverso da questo, con un CDA diverso da questo. Ok? Adesso presenteremo quello che è appunto il piano industriale che il dottore ha studiato. Le domande per i giornalisti che volessero farne qualcuna si fanno alla fine, appena finito il piano industriale facciamo 10 domande, quindi mettetevi d'accordo, se qualcosa nel piano industriale non vi è chiaro, 10 giornalisti che mi direte voi faranno una domanda a testa. Una domanda a testa. Bene, dottore, prego. Allora, noi prima abbiamo parlato delle criticità del piano industriale attuale presentato dalla Banca Popolare. Il problema, come ho detto ieri a altri azionisti, è che secondo me, applicando quel piano industriale, ammesso che vada bene e facendo anche l'aumento di capitale, oltre al fatto che voi perdete la banca, la secca la perdete, tra 2 anni ci troviamo ancora qua a discutere della stessa cosa. Perché quel piano, tra l'altro, non tiene conto dell'andamento ambientale del credito, delle banche in generale, che è uno dei fattori che ha fatto saltare la crisi, cioè a un certo punto le banche stanno rendendo tutte molto meno. E non è detto che essere una banca grande mi garantisca di fare più utili, anzi, una banca grande fa anche un buco più grande. Uno dei drammi più grandi in Europa in questo momento è la più grande banca europea, Deutsche Bank, che ha una capitalizzazione che è peggio di quella di Banca Popolare di Vicenza. L'unico motivo che nessuno le dice niente è che è talmente grande che se quella scoppia fa un buco che è pari a 20 volte il PIL tedesco. Quindi dalla Germania non solo non rimane niente, non rimane proprio neanche un briciolo. Detto questo, io per esempio però sono socio, felicemente socio, di una BCC del Piemonte, non della vostra area, un'area completamente diversa dall'altro lato dell'Italia, che però ha dei dati perfetti. La mia BCC ha debiti in sofferenza al 3%, voi li avete al 17%, la mia ha al 3% di debiti in sofferenza. Mi dà tutti gli anni il 5-6% di valore delle mie azioni in dividendi. Non ho tante azioni, 2.500 euro, una cosa ridicola, però mi tratta molto bene, una volta l'anno vado a mangiare gratis. Ecco, dai, interrompo solo un secondo, dottore. Sì. Lei parlava dei crediti incagliati, no? Prego. Questo è l'articolo che è uscito ieri. Voi vedete che i crediti incagliati di Popolare di Vicenza poi fanno di 75 milioni di prestito alle aziende di Marchini, che ieri sono uscite. Marchini, per chi non lo conosce, non lo conoscevo neanche io, mi hanno detto che è uno dei candidati sindaci per Roma, no? Grande costruttore immobiliare. Hanno fatto esatto, è un immobiliare.
hanno fatto vedere che lui ha 75 milioni di crediti inesigibili che sono diventati crediti inesigibili per Popolare di Vicenza, quindi sono 75 milioni di euro che noi ci prendiamo in corpo. Bene. Questo per farvi vedere un'altra cosa fondamentale che non ci hanno mai detto, che i crediti inesigibili non sono dell'azienda del territorio che ci dà da fare e lavora, del lavoratore del territorio che si compra la casa col mutuo e cerca col sudore e la dignità di portarlo avanti, ma sono di queste persone qui che col territorio pratese, vicentino, friulano hanno gran poco a che vedere e che poi si trovano prestiti enormi che non riescono a restituire. Quindi quando sente parlare di crediti incagliati, guardate bene tutta quanta la gente che ha molto, perché solo chi ha molto può permettersi di non pagare. Poi qualcuno mi suggeriva che fatalità è uscito questo dossier da Popolare di Vicenza contro Marchini, che fatalità adesso vuole fare il sindaco di Roma ed è scomodo a tutti. Che fatalità è uscito un dossier, ma questa è una riflessione che lascio così. Tutti i dossier che a noi interessano su chi c'era all'interno della banca, poi in realtà quindi non riusciamo a metterci le mani. Questi comunque sono i crediti incagliati, queste sono le persone che ci stanno pesando. Prego dottore, vado avanti col bene. Completo solo questa informazione, sappiate che se vi cercate su notizie di stampa altri casi simili, ne trovate diversi, casi di stampa, notizie di stampa, potremmo fare dei nomi ma non è il caso in questa sede. Allora, io praticamente sono partito da un presupposto leggermente diverso. Quello che è il piano industriale ha come la sensazione che la banca nel suo intero venga ceduta a dei nuovi soci che entreranno e se ne impossesseranno al 75%. I soci vecchi rimarranno ostaggi, letteralmente ostaggi all'interno della banca. E io allora ho fatto un pensiero, partito da un pensiero diverso. Ma perché se io ho un appartamento con 10 stanze, perché devo vendere 2/3 del mio appartamento da 10 stanze che magari non mi servono neanche? Io vendo 7 stanze e ne tengo 3 e vivrò più modestamente ma pagando l'affitto, cioè più modestamente ma in casa mia, nelle 3 stanze che mi rimangono. Allora, uno dei problemi che mi sono stati posti giustamente da persone molto preparate nei giorni scorsi è stato ma se tu vuoi fare una scissione della banca, cosa di cui parlava il dottor Scarano, impiegherai una marea di tempo ed hanno ragione, è un processo, non possono confermare i legali, è un processo complesso, è un processo lungo, contestato e via. Ma Banca Popolare di Vicenza ha la fortuna di avere già delle strutture dotate di licenza bancaria, autorizzazione alle operazioni bancarie, al suo interno, ne ha ben 3. Banca nuova, quindi la scissione, chi dice che la scissione è un problema, esatto, è un falso problema. Esatto, bene. Non è un problema perché io ottimizzo e utilizzo le strutture già esistenti. Cosa faccio? Riorganizzo la banca, ma non chiedono autorizzazioni bancarie e così via, semplicemente trasferisco filiali, raccolta e attivo su queste strutture già esistenti, riorganizzandole. 2 hanno già una denominazione, una dovrebbe essere modificata perché è stata una grande idea che purtroppo è morta lì, che era far banca, ma lasciamo stare, che in futuro potrebbe diventare uno sviluppo nuovo da portare avanti. Però io comunque riorganizzo queste banche e le rendo appetibili. Quando si diceva che vendere le filiali che ormai si paga per vendere le filiali, è vero, ma io non vendo delle filiali, io vendo delle aziende organizzate, separate. Tra l'altro, il fatto che mi si dica l'anno scorso Banca Popolare di Vicenza ha fatto una perdita di 1.400.000.000, non vale niente, è un po' una palla. Semplicemente l'anno scorso abbiamo portato perdite maturate degli ultimi 10 anni, e effettivamente neanche ancora tutte, perché secondo me ce ne sono ancora, maturate dai comportamenti degli ultimi 10 anni. Ma se noi le spargessimo a partire dal 2000, anzi di più dei 10 anni, ma se le spargessimo a partire dal 2001, in realtà la banca nel suo complesso sarebbe stata molto più, diciamo, potrebbe sopravvivere molto meglio. Solo gli si è portati, per motivi comodi all'attuale CDA, li si è portati tutti assieme in modo di far vedere che la banca è una cosa orribile e quindi, cari soci, prendetevi la vostra bastonata in testa e andate a casa. Ok? Allora, io cosa faccio? Io praticamente trasferisco, chiudo qualche filiale,
ma qualche filiale, quelle proprio che sono molto 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 secondarie. Dopodiché riorganizzo la banca in 3-4 istituti autonomi. Quindi io ho già la mia autorizzazione per area da parte della Banca d'Italia, trasferisco i filiali al mio interno. Io di questi istituti ho già il 100%, sono già aziende esistenti, autonome, che quindi possono essere rapidamente organizzate. Dopodiché, di queste, 3 le cedo sul mercato e una rimarrà ai soci. I soci cosa avranno a questo punto? Avranno un ricavo, non eccessivo, non aspettate cifre enormi, però avranno un ricavo tale da permettergli di andare avanti con la banca che è rimasta e di soprattutto tollerare quelli che sono i famosi coefficienti di capitalizzazione richiesti dalla Banca Centrale Europea. Io so benissimo che dobbiamo avere a che fare con questo ente che ha delle necessità e io nelle mie previsioni ho previsto di riuscire a soddisfare questi bisogni come il coefficiente principale, quello che pone il problema più grosso, è il CET 1, cioè un coefficiente che mette in rapporto l'attivo ponderato sul rischio, che si chiama RWA, brutto inglesismo, ma vuol dire attivo ponderato sul rischio, e sotto il patrimonio che viene messo dalla banca. Chiaro? Io in questo modo, facendo le cessioni, agisco sulla parte sotto, che è il patrimonio, perché voi incassate soldi che vengono quindi a patrimonializzare la società, e agisco sopra, perché l'attivo, essendo ceduto, viene ridotto. Alla fine io ho calcolato che devo avere un... Aspetti, per i non addetti ai lavori, lei sta dicendo che con questo progetto noi possiamo capitalizzare meno la banca, perché la banca si capitalizza da sola nel progetto, benissimo, e che contemporaneamente, calando il patrimonio, la divisione che tutti questi esperti che hanno studiato in università dicono che è molto difficile, lei dice risulta molto più semplice, perché io non voglio fare una scelta. Quindi lei prima di fare una divisione fa una sottrazione, giusto? Esatto. Che non mi sembrano formule matematiche. Allora io quando faccio la divisione è fatta da quello che si chiama il numeratore e il denominatore, dal sopra e dal sotto. Ora, non potendo crescere il sotto più di tanto, perché i miracoli non siamo attrezzati, solo il nostro Signore, io calo quello che è sopra. E come lo calo? Vendendolo. Ma non vendo le singole filiali, che ha ragione Scarano, sarebbe un problema colossale. Io vengo a vendere aziende funzionanti complete, dipendenti e tutto. Quindi io riorganizzo e ne divido in 4. Quello che in inglese si chiama asset. Creiamo degli asset appetibili, no? Esatto. Vuol dire delle parti aziendali appetibili per il mercato e le cediamo in cambio di un utile. Io chi cedo queste asset? Allora, giustamente ti hanno detto, perché se io lo cedo, e chi è il nemico di questo piano? E capite perché è così difficile farlo entrare? Io vado, l'Italia è un paese con ancora un altissimo risparmio, un paese con 60 milioni di abitanti, in crisi in questo momento, per motivi che non sto qua a discutere e che esulano, che comunque ha delle potenzialità comunque grandissime. Ci sono banche in tutto il mondo, c'è stato il caso recente del gruppo BlackRock che ha comprato la Banca Popolare del Lecchese, che vogliono entrare nel nostro mercato. Ci sono stati casi di banche cinesi. Aspetta, che questo va chiarito. Dovete sapere, è un'informazione che abbiamo e vi stiamo dando, BlackRock ha acquisito Banca Lecchese, che faceva parte del gruppo faceva parte del gruppo Banca Popolare dell'Etruria Lazio. Bene, appena è stata commissariata è stata venduta. Quindi prima hanno commissariato la banca, ci siamo, hanno azzerato gli azionisti e obbligazionisti, li hanno buttati all'interno di una bad bank e con la banca nuova hanno già fatto quello che noi abbiamo intenzione di fare prima, cioè cedere asset per portare utile. Perché voi pensate... Solo che il Popolare dell'Etruria, mi perdoni, finisco dopo, il Popolare dell'Etruria, gli azionisti sono stati azzerati, ma gli utili li stanno portando a casa adesso, quando potevano farlo prima dando fondi di garanzia agli azionisti e obbligazionisti, invece no, lo stanno facendo postumo, dopo. Prima hanno ucciso il risparmio degli obbligazionisti e degli azionisti e adesso stanno rendendo splendida e appetibile una banca, che è Banca dell'Etruria, cedendo Banca Lecchese. È stata comprata. Quindi vedete, non ci inventiamo niente che non sia stato già fatto. Noi facciamo solo cose con tempi diversi. Per far cosa? Tutelare gli azionisti.
Mi sembra un ragionamento abbastanza semplice, ci siamo? Bene. Allora, noi contiamo di arrivare a raccogliere in questo modo almeno 400 milioni. Poi contiamo di raccogliere 200 milioni da cessioni di partecipazioni non strategiche. Si chiamava, scusate, vi ho dato una piccola informazione sbagliata, di Immobiliare Monforte ha in corso Monforte, pieno centro di Milano, diversi immobili che non penso che interessino particolarmente a voi azionisti della Banca Popolare di Vicenza. Quindi noi cediamo quello, con le banche che acquistiamo, con le banche che acquistano i nostri rami che noi cediamo, cosa facciamo? Facciamo una serie di accordi in cui diciamo il centro di lavorazione dati lo manteniamo in comune, temporaneamente la gestione degli immobili, perché ci sono degli immobili che sono sedi bancarie, eccetera, li teniamo in comune, intanto esiste già una società consortile, però in questo modo noi abbattiamo lo stesso già i nostri costi operativi, quindi saremo una banca molto più piccola, molto più conveniente. Se la gestiamo bene, possiamo scegliere, a quel punto sarà il nuovo management che sceglierà se diventare una SPA o rimanere una banca popolare. Però attenzione, sarà una SPA equilibrata e redditizia, non un insieme di scarti messi assieme. A quel punto probabilmente vi riunirete di nuovo e sceglierete, ma avrete un valore sia come azionisti popolari, sceglierete quello che vorrete, ma avrete una banca, avrete qualcosa su cui giostrarvi, non discuteremo su dei valori che si approssimano allo zero. Dopodiché ci sono possibilità di crescere, io nel mio piano ne ho identificato un paio, di crescere notevolmente senza dover acquisire nuove filiali, perché le moderne tecnologie, adesso andremo fuori dal seminato, permettono di far crescere una banca senza far crescere il famoso attivo che viene sempre ponderato male dalla Banca Centrale Europea e il patrimonio. Quindi c'è modo di rendere la banca redditizia. Perché vi stavo dicendo questo piano sarà versato sicuramente dal CDA attuale e da tutte le banche? Perché prevede l'entrata di nuove banche straniere sul mercato italiano e sapete che aggiungere dei nuovi competitor sul mercato a qualcuno, soprattutto a qualche banca grossa, darà molto fastidio. Quindi mi permetta, perché non tutti sanno gli inglesismi e di solito gli inglesismi in questo paese si riservano solo per correggere gli errori. L'inglesismo lo dico in italiano, io so benissimo l'inglese ma certo di i competitor inteso, molte grosse banche no, non hanno nessun interesse a fare l'operazione che noi abbiamo in testa, perché noi porteremo dei concorrenti all'interno del mercato bancario italiano e loro probabilmente hanno tutto da perderci. Esatto. Bene. Perché se entra, potrei fare un nome di quelle che ho visto hanno un progetto di espansione mondiale, una banca giapponese. Non faccia nomi, perché poi i giornalisti scrivono e dicono che lei ha fatto. Ma se entrasse una banca giapponese, magari con moduli competitivi completamente diversi, chiedendo margini completamente diversi, capite che un grosso nome, faccio un nome a caso, il primo banca italiana, Unicredito, mi è fatto un nome, potrebbe anche avere dei problemi perché si trova con un modello di crescita diverso. BlackRock, che vende fondi di investimento, non è che ha preso Banca del Lecchese perché gli interessa investire nel Lecchese, ma perché è dotato della licenza bancaria per poter operare sul territorio nazionale. Quella banca diventerà il lab di raccolta di fondi di BlackRock. Ma da un lato si chiama concorrenza, ragazzi, e la concorrenza permetterà magari dei prodotti più interessanti della solita obbligazione subordinata di Banca Popolare dell'Etruria e Lazio di essere venduta sul mercato. Certo che questa operazione fa paura alle altre banche. Io faccio entrare degli altri, non solo, quello che rimane vostro sarà molto più piccolo, ma sarà vostro, non sarà un quarto di qualcosa che magari non andrà neanche bene, non sarà tutto vostro. Quindi aspetti, lei vuole dire che quello che resterà sarà una banca sana che potrà lavorare, esatto, e che potrà garantire un valore certo e reale, non inventato come è stato fatto negli anni, alle nostre azioni. Allora, al termine la banca può anche come banca popolare quotarsi in borsa, nulla lo vieta. La Banca Popolare del Etruria e Lazio era quotata in borsa, poi con dei valori strani, ma era quotata in borsa. La quotazione in borsa effettivamente faciliterebbe l'acquisto e la vendita di titoli a chi vuole, che ha bisogno di rifinanziarsi, liberarsi, eccetera, e darebbe un riscontro giornaliero. Ora, chiaramente un'operazione del genere non è facile, e diciamo che è la negativa. Non è facile, richiede un consiglio di amministrazione con un grande coraggio, veramente con grandissimo coraggio, e un'idea un pochino innovativa che va fuori da mi faccio dare i soldi dai soci e poi mi rimangio nei prossimi 3-4 anni, perché poi alla fine sarà questo.
Ora sta a voi decidere se volete un consiglio di amministrazione di questo genere o se preferite mantenere la situazione attuale. Non sta a noi decidere, nel senso, purtroppo adesso il consiglio di amministrazione che abbiamo è questo, non è che abbiamo deciso di sì, no, però siamo andati a casa. Se votiamo no, esatto. Decideremo da lì in poi, dopo del nostro futuro, perché per il momento siamo nelle mani. E ricordate che il nuovo consiglio di amministrazione ha anche un altro potere, può iniziare, quello che amava lui moltissimo, tutte le azioni di responsabilità sui CDA precedenti un nuovo consiglio di amministrazione. A me stupisce che si andate fino a Gambellare in montagna. Mi dicono che andate a Gambellare perché ci abita una persona, ma io non so chi. Non lo so neanche, non lo so, non sto a Gambellare, votate no, ponete il presupposto per una situazione di rischio, per carità, perché io sono abbastanza sicuro che il piano attuale non porterà quello che dice Ioni, porterà due cose: o la banca tra 2 anni vi ritrovate ancora qua senza poter ridiscutere dello stesso identico problema, oppure tra 2 anni non esiste più la banca. Un mio amico che fa l'operatore di borsa a Milano mi ha detto: guarda, qui in borsa danno sicuro al 90% che sarete assorbiti da Unicredito. È una voce. Non ce la fa Unicredito, non ce la fa. L'altra cosa è che loro puntino al fallimento dell'aumento del capitale per poi sprendervi a pezzi e bocconi quello che rimane. Quella potrebbe essere anche un'altra via. Aspetti, perché avete capito bene. Attenzione a questa parte che è fondamentale. Allora, il dottore ha detto una cosa fondamentale. Se fallisce allora votate l'aumento di capitale, votate A, trasformazione di SPA, e B, aumento di capitale. C'è il consorzio che garantisce l'aumento di capitale. L'aumento di capitale non va a buon fine. Il consorzio vi acquisisce e vi fa tanti pezzettini per riuscire a arrivare a riprendere il maggior liquida, totalmente vi liquida la banca per riuscire ad arrivare a riprendere i soldi che ci ha messo. Ci scioglie mantenendo il nome, diciamo così. No, vi scioglie senza neanche mantenere il nome. Neanche il nome. Non rimane più niente. Quindi, allora io dico, perché per rimanere ostaggi di un qualcosa di qualcun altro non si vende quello che è superfluo e si rimane padroni di casa propria? Mi sembra un discorso talmente banale che... Anche perché dalla visione del suo piano industriale mi permetta, lei ha visto soprattutto che ci sono parti di questa banca esatto, che possono essere vendute. Ma ti valgono oggi? 400, secondo me 400 milioni possono, tra 400-500 milioni tranquillamente possono essere acquisiti. Che calcolando l'abbassamento dell'attivo... Diamo numeri. Ma io ho calcolato... Diamo numeri perché è giusto che la gente sappia anche i numeri. Allora, perché io questi numeri non voglio darvi, ma non è che non voglio darvi perché non... Via qualche numero, non tutti, perché sennò... Io calcolo che secondo me possono essere recuperati 400 milioni dalla vendita dei rami, 200 milioni dalla vendita delle società controllate e non strategiche e 200 milioni da azioni concordate nei confronti di precedenti amministratori. E fa 800 milioni. Esatto. Più quello che rimane del capitale precedente, che qualcosa rimane, si va benissimo a capitalizzare una società che può avere un RVA, cioè un attivo ponderato, che è inferiore all'attivo vero della banca, un discorso che se volete stiamo un'ora e lo spiego, ma non so se sia il caso. Comunque l'RVA, che è quel maledetto valore che vuole la Banca Centrale Europea, che può essere secondo me tranquillamente inferiore agli 8 miliardi. E siete super capitalizzati, fate quasi... Di la cifra. Se fate così fate il 20% con 8 miliardi. Se mantenete un attivo più grande perché non riuscite a vendere tutto, avete un RVA, un CET1 più basso, però potete tranquillamente, secondo me, rimanere sopra il 10. Con sopra il 10, che è superiore al 6,45 attuale, nessuno vi rompe le scatole. La Banca Centrale Europea si guarderà bene da dire qualcosa, anche perché dovrebbe dire qualcosa a banche che hanno 5 o che non hanno neanche quello. Bene. Scusate. Cioè diciamo che invece che vendere tutto un blocco e rimanere padroni teorici forse di un quarto di questo blocco stesso, io sfruttando, e questo ho avuto una discussione ieri con una persona che non l'ha capito, ma io sfruttando quello che c'è già, le aziende controllate che già ho dentro Banca Popolare di Vicenza, io le cedo, dopo averle riorganizzate molto rapidamente, le cedo e ricapitalizzo quello che rimane però tutto vostro e deciderete voi cosa fare con i vostri soldi.
Allora, vi dico, come dicevo, non c'è il 100% di riuscita del piano, chiaro. Dicono che la morte e le tasse sono certe nella vita e non sono due cose belle, cerchiamo. Quindi quando la cosa non è certa potrebbe anche essere positiva. Mi perdoni, ma noi andiamo a votare, mi perdoni. Lei fa benissimo a fare questo discorso che le fa onore. Ma io devo... Si rilassi, dottore. Nella vita di certo le ha detto una cosa giusta, c'è la morte, bene. C'è un'altra cosa da dire, aspetti. C'è un'altra cosa da dire, che di certo sul piano di Iorio cosa abbiamo avuto? Niente. Boh, basta. Allora, calmo. Posso parlare, scusate, posso parlare un attimo delle stime se volete. Numeri sparati in allegria e in felicità. Noi abbiamo fatto delle stime in base al bilancio che abbiamo in mano, che non è un bilancio reale, perché permettetemi un attimo, guardate questi numeri, a me gli occhi. Dottore, se vuole spiegarli, sono quelli che ci ha fornito lei, guardate questi numeri che servono ad esempio, allora, il discorso famoso, dobbiamo avere una grande banca per essere redditivi. Due banche, Banca Popolare di Sondrio, che non è una banca della Germania, dell'Olanda, eccetera, è a 100 km di distanza da qua, è la vostra. Guardate i dati, guardate il numero di filiali. Questi sono dati comunque 2014, la 14. spiegazione bisogna darla, attenzione, Esatto. bilancio 2014, bilancio ancora da rimaneggiare da parte della Banca Centrale Europea, Sì. quindi è un bilancio ottimistico, seppure i numeri fanno schifo, Super ottimistico. bilancio ottimistico per quanto riguarda la popolarità Ma di Vicenza. guardiamo due numeri, ma non subito. Attivo per filiale, guardate questo e guardate questo. Questo è un obiettivo. Peccato che la banca è più piccola della vostra, in realtà è ancora più piccola, perché se ci fosse Più vicino perché si sente Scusate, è più piccola della vostra. Io ho fatto questi calcoli sui risultati del piano Iorio. Guardate che peggiora i dati per Banca Popolare di Vicenza di efficienza dopo l'applicazione del piano Iorio sono peggiori. Io me ne prendo un dato, scusate, al volo, perché tanto per dare un'idea. Con calma, dottore. Allora, per darvi un'idea, raccolta diretta per dipendente, milioni di euro, cioè il famoso discorso che facciamo prima, lui licenzia solo 400 dipendenti, però nel 2014 ogni dipendente rendeva 5 milioni e 500 mila euro di raccolta, ok? Dopo l'applicazione dell'anno 2018, nel futuro che verrà, il Idea di Iorio. e se tutto va bene, ogni dipendente ne raccoglie 5,29. Allora, o non saranno questi dipendenti, e torniamo al discorso di prima, cioè non mi viene a dire che fai solo 400 licenziamenti perché mi stai prendendo per i fondelli, e se non li farai te, farà quello che viene dopo di te, perché comunque, tra l'altro Iorio ci ha tenuto a dire che lui come amministratore delegato decade all'assemblea, quindi esatto, lui può anche dire che fa solo 400 licenziamenti, il signore che arriverà il giorno dopo, il giorno 6, ti farà buonina. Aspetti che questo lo chiariamo perché non è chiaro a tutti. Dovete sapere che Iorio ha dato una dichiarazione, io penso che sia fondamentalmente sincero da quel punto di vista. Sì. Iorio che abbiamo invitato insieme con Dolcetta e non li vedo, vedete? No, non ci sono. Bene, Iorio ha detto 400 licenziamenti farò, non uno di più. Le abbiamo chiesto, ci crede, risposta, io farò questo. Peccato che lui all'assemblea del 5 decade. Quindi qualcuno verrà eletto dopo di lui e probabilmente farà un altro piano industriale. Ecco perché invitiamo i sindacati a ragionare in maniera molto serena e a dirci cosa pensano della trasformazione in SPA, perché poi i dipendenti che andranno a votare nella fiducia, non so come facciano ad avere fiducia in un istituto del genere, però capisco che avere un posto di lavoro al giorno d'oggi offuschi anche la mente, ok? E lo capisco, ma vi invito a ragionare. Prego. Allora, faccio questo confronto, lo faccio con quello della Banca Popolare di Sondrio, di cui vedete i dati. Banca Popolare di Sondrio per dipendente raccoglie 11,45 milioni, più del doppio di quello che fa Banca Popolare di Vicenza. Ci sono anche banche che fanno meno,
ad esempio Banca Popolare nel 2014 raccoglieva solo 5,17 milioni, ce l'ho qua i dati, purtroppo non li ho portati tutti perché 5,17 milioni, ma infatti ha un piano 2015-2018 con dei tagli dei dipendenti da fare paura. Chiudo, questo è il mio intervento, quindi chiudo questi dati, quindi io mi chiedo come si possa credere a un piano che porterà a una minore efficienza della banca e metterci ancora dei soldi. Io invece penso che sarà lo dico con molta chiarezza, se un nuovo CDA scegliesse un piano come il mio, non dormirà di notte fino al 2017, non dormirà letteralmente di notte perché avrà talmente tante cose da fare e talmente anche tanti problemi da affrontare, però è un'opportunità, cioè qui si va verso una certezza che andrà male a un'opportunità rischiosa che possa andare bene. Mi perdoni, ma se ci diamo prende quei soldi lì che vedo? Sì. Beh, allora può anche non dormire di notte per fare il nostro bene, no? Effettivamente adesso è brutto andare a fare i conti in tasca agli altri, ma che poi aspetti, è brutto fare i conti in tasca a chi pago? Aspetti, dottore, sono doverosi questi conti. adesso dico una cosa cattiva, ieri ci siamo scontrati con un consulente famosissimo Non si fanno nomi. Bene. che però è quello che mi si opponeva, ma lei vuole fare la scissione, gli ho detto non voglio fare la scissione, non ci sarebbero i tempi per fare la scissione, ci avevo pensato, però i tempi di perizia non ci sarebbero, io utilizzo le strutture esistenti e lui sicuramente più o meno è nel rapporto con quello che prendo io molto superiore a quello che vediamo qua. Va bene, torniamo al discorso. Guardate, quello è vero, e posso dirvi, io ho anche dati di altre banche popolari, che gli amministratori della Banca Popolare di Vicenza, a parte la Banca Popolare di Milano, che però è molto più grande, quindi hanno una giustificazione, tutto un altro livello, sono quelli che costano di più. Però se sono contenti i soci e li pagate di più, non sono io sicuramente per dire qualcosa. Hanno lavorato bene però, dai. Sì, adesso arriviamo alla fine del piano industriale. Allora avete capito bene la nostra idea. Chi vi parla di scissione perché è difficile, noi non facciamo una scissione. Facciamo prima Una riorganizzazione. facciamo una riorganizzazione, una sottrazione di patrimonio per Esatto. arricchire la banca, dopodiché fatta la sottrazione, quando i numeri sono più consoni, facciamo delle scissioni. Non è solo, allora, ripeto qual è il piano, subito, io come dicevo ieri addirittura nel mio piano messo, ieri avrei dovuto fare, uno, vendo tutto quello che non è strettamente necessario all'attività della banca, e ce n'è tanto, e secondo me potrebbero essere anche più di 200 milioni. Due, riorganizzo la banca in almeno 3 rami, assegnando alle banche agli istituti già esistenti, non faccio banche nuove, non vengo a chiedere licenze di autorizzazioni bancarie, non faccio scissioni, faccio una riorganizzazione interna, assegno alle banche che già sto controllando una parte delle mie filiali, li riorganizzo e le cedo come banche funzionanti, perché funzionano, non fanno grossi utili ma funzionano. Scorporo di ramo d'azienda, è eccezionale. Infatti ieri quando ho parlato dell'industriale ho detto ma lei vuole, alla fine lei vuole razionalizzare e vendere, ho detto certo, cosa un'ora che lo dico. Bene, allora fermiamoci su questo punto. In questa maniera noi avremo arricchito la banca, diminuito l'emorragia, creato anche un fondo per tutti quegli azionisti come noi, no? Che non hanno la possibilità o che hanno la necessità di dover vendere perché quei soldi che abbiamo investito lì ci servono per vivere, per mangiare, per casa, per lavori, per i figli, per un sacco di altre cose che ad oggi nel piano di Iorio non sono previste perché noi non siamo previsti. Gli azionisti sono un diritto del GACCA, gli azionisti sono un extra abbastanza fastidioso nel piano di Iorio, tanto che come premio ai vecchi azionisti dal 5% che di sconto. Anche Anche la nonna fa meglio comunque, vi lo dico. Esatto. Comunque andando avanti seriamente, questo è il nostro piano, queste sono le realtà, i numeri che abbiamo e sono lì nel foglio che il dottore ha. Perché giornalista, Fanni non ho visto, no? Corriere del Merito, bravissimo, faccia la domanda. Prego.
Però silenzio perché altrimenti non sentiamo nulla. Giulio Todescan, Corriere del Veneto. Allora, mi viene questa, la considerazione che mi viene è questa. Allora, Signori, per l'obiettivo di questa operazione è sostanzialmente avere una popolare di Vicenza al di sotto degli 8 miliardi di attivo, quindi che non deve trasformarsi in SPA, quindi che rimane popolare, e questa operazione deve essere conclusa entro il 18 dicembre, perché se il 18 dicembre la banca se il 18 dicembre la banca ha più di 8 miliardi, il giorno prima bisogna fare questa delibera. Allora, considerando questa variabile tempo, mi chiedo che potere contrattuale potete avere nel vendere a un operatore che chiaramente cercherà tutti i modi per prendersi tutti gli asset positivi e tenere alla bank vicentina tutti i crediti inesigibili e le perdite. Io le dico due cose. Perché se io devo comprare una cosa che tu devi vendere entro il 18 dicembre, fino al giorno prima cercherò di passarti il prezzo. Quindi, altra domanda, i 200 milioni dai precedenti, è dall'azione di responsabilità, quindi che si... No, non sono azioni di responsabilità, io pensavo delle transazioni molto più a monte, molto più rapide. Allora, no, la terza fascia sì. Allora, passo sulle questioni della vendita e allora, i soldi reali sono nella vendita. La transazione è secondo me un passaggio essenziale anche dal punto di vista di carattere morale, cioè qualcuno deve prima o poi pagare, perché voi siete passati da 62,5 euro per azioni a 6,3. Qualcuno deve pagare, non c'è stato un terremoto nel Veneto che ha raso al suolo tutto, ci sono state delle persone, delle scelte degli uomini che hanno fatto questo. Ora, io utilizzavo queste responsabilità accelerando il processo di recupero in modo da poter utilizzare anche finanziariamente. Ma torno al discorso. Ma sì, tutti, a meno che non si riescano a scaricare organi di controllo, ce n'è un'immensità. Società di revisione da KPMG. Torniamo invece alla cessione. Allora, la cessione è la parte essenziale. Certo, lei ha messo in luce prima di tutto, c'è una questione in fieri. Io se non mi metto in gioco non riuscirò mai a sapere bene quello che posso fare o non posso fare. Io quello che mi ha molto seccato quando ho parlato di verità con Iorio è: io sono partito con questa idea, ho avuto solo questa e sono andato avanti, testimoni che erano con me, e sono andato avanti con questa, non ho mai valutato nulla di differente. E io dico, ma non è proprio così che si dovrebbero fare le cose. Ma detto questo, lei ha ragione, c'è questo problema che deve essere colto, però io riorganizzo, io domani, mettiamo così, il 5 viene respinta l'opzione Iorio, si decide un'opzione diversa, si nomina entro 15 giorni nei tempi con computazione, con nuovi soci, nuovo CDA, il nuovo CDA il giorno dopo trova un advisor. Aspetti, e neanche questo, dobbiamo chiederlo anche ai giornalisti tutti presenti, neanche questo può dipendere da noi, perché resta in carica il Presidente ed è una responsabilità, un onere e un onore che ricade al Presidente. Quindi adesso chiederci se il Presidente si alzerà il 15° giorno con un'idea, il 16° o il 20°, non sappiamo rispondere. Non ci siamo purtroppo noi al comando odierno della banca. Non possiamo neanche dire, per dovere di lealtà verso chi ci ascolta, che abbiamo sentito qualche istituto interessato a entrare nel mercato italiano. Bene, ma non possiamo fare nomi, perché è ingiusto, illogico e un momento... No, ma ci espone una responsabilità che io non mi prenderei, che non avessi eventualmente preso. Io non voglio fare la D, come dicevo ieri sarebbe una disgrazia, ma però è la D. Io potrei dire alla D, io ho preso contatto con Tizio, Caio e Sempronio, so che questi sono istituti che possono essere interessati. Ora, chiaramente i tempi sono molto brevi e ce la giochiamo in una contrattazione. Io se volessi dirle esattamente riusciremo ad arrivare a quell'obiettivo. Questi 400 milioni vengono da un'informazione che noi abbiamo colto sul mercato. Esatto. Capito? Quindi non ci siamo inventati neanche i 400 milioni. E il dottore, l'ho fatto la premessa all'inizio, è seduto alla sua scrivania
tutta la mattina, tutto il pomeriggio. Quando noi telefoniamo o lui vede tramite internet le notizie, le chiede alla banca e arrivano dati, prende e ricomincia a rifarsi i conti, a rimpazzire, a dormire poco e a riproporci di nuovo i conteggi fatti, perché la responsabilità del no è una responsabilità costruttiva e deve portare a qualcosa di nuovo. Questo deve essere chiaro per i soci. Ma guarda, io sono stato chiaro, l'ho detto prima, se ho una buona certezza di cosa porta il sì, non ho la certezza di cosa porta il no. Però, aspetta, non è vero. Allora, il sì mi porta sicuramente a non avere più una banca e non avere più nulla. Su quella la certezza, il sì mi porta alla certezza di avere lo zero. Il no può portarmi a una certezza di avere un valore, non dico quello che avevate prima perché ci vorranno 30 anni forse. Ma guardi, signori, voi avete capito che 62,50 è un valore reale, no? Penso che ormai sia chiaro a tutti. Però se non altro nessuno si aspetta dal nostro piano 62,50, dottore. Oggi sereno. Oggi io ho quello che è il mio obiettivo, mi scusi se non sono sembrato, quello che è il mio obiettivo è dire che oggi chi oggi ha l'1% della banca domani avrà l'1% di una banca, solo con la differenza che la banca futura magari farà anche utili. Ecco. Ora, io se dovessi dirle sì, le metto la mano sul fuoco e dentro il 18 dicembre io farò tutto. Ti dico no, non me la sentirei di dare la certezza al 100%, però le posso dire, scommettiamo 100 euro, che tra 24 mesi siamo qua e o Banca Popolare di Vicenza non esiste più, oppure siamo qua a discutere, con la SPA, scusi, con la SPA siamo qua a discutere che o Banca Popolare di Vicenza non esiste più, o siamo qua a discutere nuovamente della crisi di Banca Popolare di Vicenza perché necessiterà ancora ricapitalizzazione, eccetera. E io le dico sì, perché con questo piano sarà così. Con la SPA, col piano, eccetera. Scusatemi. Sì? Mi permetto di intervenire su questo punto, signor giornalista. Vorrei far presente che non ci troviamo in una situazione di belligeranza nei confronti dello Stato italiano e di BCE. Cioè, siamo portati tutti, perché ci hanno trasmesso questa idea, ci hanno trasferito questo concetto, che ci siano delle scadenze talmente rigide da essere delle ghigliottine a fronte delle quali noi dobbiamo fare delle scelte improvvise, spesso avventate, per poter rispettare le scadenze. Io sottolineo che in Italia le scadenze molto spesso sono scadenze indicative. Non credo che se viene messa in azione una proposta alternativa, questa qualora non sia arrivata a pieno completamento venga castrata dalle autorità di controllo. Non c'è la volontà di menomare o di mutilare un territorio importante a livello nazionale e internazionale come l'area veneta. Nessuno ha questa volontà in Europa. Quindi la possibilità di realizzare il piano che ha concepito il dottor Lugano, ancorché la scadenza del 18 possa sembrare una scadenza ravvicinata, è una scadenza che però noi non dobbiamo vedere come il baratro. Probabilmente se per il 18 non sarà pronta verrà fatta una proroga, che molto spesso viene fatta in situazioni come questa, che consentirà di completare l'operazione al 18 del mese successivo o al 18 del mese dopo. Teniamo conto che in Italia buona parte delle scadenze non sono mai rispettate, quindi che proprio in questo caso ci debba essere un rispetto così micrometrico di ogni passaggio mi sembra quantomeno strano, o funzionale ad un progetto che non è il progetto nostro di salvaguardare il nostro risparmio e la nostra dignità. Beh, ormai siamo quasi al termine, però un paio di precisazioni vorrei farle prima di andare verso casa a mangiare le paste. Allora, niente, così per puntualizzare, chi volesse rivedere quello che può essere la giornata, si potrà reperire tutto il video dell'incontro su Vicenza Più. E ricordate solo che un posto sottratto al sì in assemblea sarà un posto dato al no, per cui chi può intervenire in assemblea lo faccia. Attenzione perché ci saranno dei grossi problemi di parcheggio, è la ragione per cui adesso daremo quelle che possano essere delle informazioni nei prossimi giorni
reperibili sulla pagina Facebook piuttosto che eventualmente sul sito. Qualsiasi informazione di cui possiate aver bisogno, trovate i nostri numeri sia sul sito che sulla pagina Facebook. Ormai penso che il mio sia il numero più conosciuto d'Italia. E un'altra cosa, attenzione, perché chi continua a perseverare sul fatto che il sì sia già scontato, lo avete visto oggi, non è assolutamente così, per cui niente sconforto, niente paure, niente, assolutamente nessun timore, non perché il no sia già passato, ma perché comunque il no può passare. È nel nostro interesse, lo abbiamo sentito oggi, il no può passare. Intanto vi ringrazio e niente, buon pranzo a tutti. Una cosa fondamentale, aspetta, scusa, una cosa fondamentale, l'ultimo ragionamento che vi faccio: se siete ad essere di Iorio, i Bu erano molti più dei Bravo. Bene, se tutta quella gente non crede a Iorio e se tutti quei Bu si trasformano in no il 5 marzo, come è successo a Vicenza che la maggior parte ha fatto Bu, come è successo a Prato che la maggior parte ha fatto Bu, come è successo in molte altre parti, sappiate che il no è maggioritario rispetto al sì. Ricordatevi questo, e chi non si presenta perché pensa che il sì sia già scontato gli fa solo che un favore. Quindi vi invitiamo, prendiamoci responsabilità del nostro destino, prendiamoci responsabilità di riprenderci in mano il nostro territorio, la nostra banca e la nostra dignità. Votate no, grazie mille.